Parliamo di calcio, siamo in collegamento con Daniel Perin, centrocampista del Treviso Football Club. Innanzitutto Daniel, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, è un grande piacere. Piacere nostro, Daniel. Allora, parliamo innanzitutto del derby veneto che si è svolto ieri in casa del Calvi Noale e che avete vinto 2-0. Tu hai contribuito in maniera molto importante perché hai sbloccato la partita segnando un gol, tra l'altro molto molto bello. Ce lo vuoi raccontare? Beh, innanzitutto è stata un'emozione incredibile di sbloccare una partita molto difficile durante il corso e inizialmente, ti dico la verità, la mia prima intenzione non era quella di calciare, bensì prima che mi arrivasse il pallone ho girato un attimo la testa per vedere se c'erano i miei compagni liberi, appunto quali erano gli spazi e se mi stessero pressando. Ho visto che ero solo, ho stoppato la palla e non ci ho pensato due volte, ho detto proviamoci e poi è uscito il gol. Quindi è stato un po' un caso, diciamo così. Sì, è stato un caso, comunque io ho cercato di stopparla il meglio possibile tecnicamente e ho messo in pratica che cosa so fare ed è uscito. È una cosa che provate spesso in allenamento oppure ti è venuta in altro modo? Beh, particolarmente questa settimana avevamo provato comunque i tiri, soprattutto, però non da fermi, sempre durante le partitelle in allenamento con altri avversari, come se fosse partita vera. Diciamo che era preparato, ovviamente, che uscisse così bello, no? E poi invece è andata bene. Hai qualcuno in particolare a cui vuoi dedicare un gol così importante, così, passami il termine, pesante per l'economia della partita? Ma sicuramente dedico il gol a tutta la mia famiglia, e in particolare a mia zia, a cui dedico tutti i gol che ho fatto finora e tutte le belle prestazioni. Adesso in virtù di questo risultato e anche degli altri della giornata appunto di ieri, siete primi in classifica da soli. Sì, ho visto che siamo appunto a 19 punti, primi in classifica, siamo sopra di due, se non mi sbaglio. Ovviamente è ancora prestissimo per dire che siamo primi, per comunque tirare le somme, però siamo contenti di questo risultato, siamo contenti appunto della vittoria, che comunque inizialmente durante il primo tempo non è stato semplice sicuramente, e contento anche del gol, come dicevo prima. Dicevi che appunto, scusami, nella prima frazione di gioco non è stata semplice. In particolare, quali tipo di difficoltà avete incontrato? Analizzando la Beh, partita a mente fredda, ecco. già durante la settimana comunque mister Golini ci aveva preannunciato che non sarebbe stata una partita semplice. Giocavamo un po', non sapevamo bene come prepararla perché loro avevano appena cambiato il mister, quindi potevano giocare con un modulo, con un altro. Abbiamo provato di prepararla in qualunque modo, poi inoltre il campo è anche più stretto di 6 metri rispetto a quello al tennis e noi abbiamo cercato appunto di prepararla sui cambi campo, dove appunto si pronunciavano un po' più deboli l'avversario e il primo tempo abbiamo un po' faticato, dico la verità, è stata una partita difficile appunto da sbloccare, molto rognosa, molti duelli da vincere, infatti secondo me l'episodio che ha giocato la partita è stato sicuramente il rosso, l'espulsione per Vranić degli avversari che appunto li ha lasciati in 10 e da lì a noi aspettava soltanto quello di aspettare il momento giusto, come ci ha detto il mister a fine primo tempo, di cogliere l'attimo giusto, di non avere frenesia e alla fine ce l'abbiamo fatta.
Va detto a proposito di quello che hai appena, elencato, cioè l'espulsione appunto di Vranić nel Noale, che non tutti riescono a gestire bene la superiorità numerica. Voi ci siete riusciti? Beh, sicuramente la cosa più importante è quella di mantenere la calma, di non aver la frenesia del far gol, perché lì è da un attimo che è da essere tutti in attacco per provare ad aprire questa partita molto complicata, si possono anche subire delle ripartenze e si può anche subire il gol. Infatti il mister ce l'aveva detto di non essere frenetici, di non avere appunto ansia per far gol, di star tranquilli e di giocare come sappiamo fare. Tu sei al primo anno al Treviso Football Club, come ti stai trovando personalmente? Personalmente mi sto trovando bene anche coi compagni, con lo staff, con tutti, mi hanno accolto benissimo, anche i più veterani mi hanno accolto bene, mi stanno insegnando tanto, stanno insegnando a tutti noi giovani sicuramente, a quelli che sono appunto come me il primo anno qua tra i grandi in Serie D, soprattutto in una piazza molto importante che è quella del Treviso. Quindi son veramente orgoglioso di far parte di un gruppo del genere con dei grandi campioni che hanno fatto comunque vita solo di calcio, appunto, è il loro lavoro da sempre. I tuoi obiettivi per quanto riguarda non solo la squadra, sappiamo tutti qual è appunto il vostro obiettivo, ma i tuoi obiettivi personali? Beh, sicuramente è quello di divertirmi, di giocare, però quello di giocare passa in secondo piano perché cerco sempre di lavorare per la squadra, di migliorarmi, soprattutto in allenamento, poi quello che viene in partita anche la formazione la decide il mister, quello che viene in partita è frutto di quello che fai durante gli allenamenti, quindi se fai bene quello automaticamente la partita viene bene. Chiarissimo. Dunque Daniel, ti ringraziamo per essere stato con noi e naturalmente ti auguriamo il meglio per il proseguimento, sia per la tua carriera di calciatore, sia naturalmente per il campionato del Treviso Football Club. Grazie ancora Daniel Perin. Grazie mille, grazie a voi.